Buongiorno e benvenuti. Oggi è sabato 14 febbraio 2026. Il sole sorge alle 7:09 e tramonta alle 17:41. La luna si leva alle 6:09 e cala alle 13:57. Oggi è il giorno di San Valentino, patrono dei fidanzati. Il nome Valentino, diminutivo di valente, viene dal latino e significa forte, valoroso. Il 14 febbraio, in concomitanza con San Valentino, si celebra la giornata mondiale contro le cardiopatie congenite, anomalie del cuore e dei grandi vasi presenti sin dalla nascita. Queste rappresentano il 40% delle malformazioni e colpiscono circa un neonato su 100 in Italia. L'obiettivo è sensibilizzare su prevenzione, diagnosi precoce e trattamento. Le misure preventive fondamentali per ridurre il rischio includono una dieta ricca di acido folico, stili di vita sani, soprattutto in gravidanza, e vaccinazioni mirate. Il primo dei Valentini nati oggi è David Parenzo, che festeggia i suoi 50 anni. Giornalista, conduttore dell'Aria che tira e co-conduttore del celebre programma La Zanzara con Giuseppe Cruciani, Parenzo è una star dei social ed è affettuosamente soprannominato il Tigre dai suoi fan. È di discendenza ebraica e, per svelarvi una piccola curiosità, ha ottenuto la patente solo a 39 anni. Soffia su 39 candeline il matador Edinson Cavani. Ha iniziato la sua carriera calcistica al Palermo, diventando uno dei più grandi attaccanti al mondo del Napoli di De Laurentiis. Dopo 3 anni ha lasciato i partenopei per giocare al Paris Saint-Germain, poi l'uruguaiano ha girato l'Europa. Ora gioca in Argentina nel Boca Juniors. Nel maggio dello scorso anno ha lasciato la maglia della nazionale uruguaiana. Un altro augurio va ad una sportiva che oggi compie 52 anni. Parliamo di Valentina Vezzali. Considerata una delle migliori schermitrici di sempre, ha vinto ai Giochi Olimpici 9 medaglie. Questo risultato la colloca tra gli sportivi con il maggior numero di medaglie d'oro olimpiche. Oltre allo sport, ha anche intrapreso la carriera politica. Nel governo Draghi è stata sottosegretaria dello Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport. È il 14 febbraio dell'anno 496 quando Papa Gelasio istituisce la festività di San Valentino per gli innamorati. Valentino aveva unito in matrimonio una giovane cristiana e un legionario, contravvenendo alle leggi dell'impero romano. Per questo fu condannato alla flagellazione e decapitato. Secondo Twin Strangers, un sito che promette di trovare il nostro doppione grazie a software di riconoscimento facciale, ci sono 9,5 milioni di sosia nel mondo. Quindi su 10.000 persone 11 ne hanno uno da qualche parte. A quanti del resto è capitato di aver visto un ritratto del passato identico ad una persona viva e vegeta? Buon San Valentino ai 12, l'oroscopo dell'amore in questa giornata così speciale che parla di romanticità, ma anche di una cosa molto importante. Saturno arriva in Ariete ed è proprio il momento in cui le cose cambiano per davvero. Ariete, l'amore per voi vuole essere solido, proprio perché volete concretizzare in questo giorno così speciale. Saturno entra nei vostri gradi, festeggiate l'inizio di una nuova era. Toro, per voi Saturno sparisce un po' nei vostri pensieri, sicuramente una lunga progettualità, un progetto che avete abbracciato, vi impegnerà lungamente e nel tempo. Non temiate e state sicuramente sicuri delle scelte fatte. Gemelli, una giornata oggi molto importante. Saturno ridiventa positivo per voi e quindi anche con l'appoggio di Nettuno potrete sbizzarrirvi nel creare il vostro mondo con la solita verve e fantasia che è tipica vostra. Cancro, nel giorno più romantico, questo San Valentino porta con sé una Venere di trigono meravigliosa e un Saturno che vi vuole fare giurare di essere per sempre al fianco della persona che amate in maniera strutturata, compiendo anche qualche passo importante nella vostra vita. Leone, una giornata oggi che segna una svolta per voi. Saturno è dalla vostra parte, inizia un'ascesa carrieristica importantissima, godetevi il momento.
Vergine, festeggiate, Saturno non è più in opposizione, quindi dopo 3 anni di forte presa del pianeta su di voi, adesso siete liberati e felici. Non avete altro che da progettare il vostro futuro con la bella Venere in opposizione, con tutte le romanticità che volete. Bilancia, inizia una prova molto importante nella vostra vita. Saturno è in opposizione assieme a Nettuno, per cui dovrete forse ripulire i sogni e dare a loro un connotato di realtà. Basta con le fole, ma sicuramente con qualche progetto importante. Scorpione, per voi oggi è una giornata in cui perdete l'appoggio del poderoso Saturno, che ha fatto di tutto per cambiare la struttura della vostra realtà e del vostro lavoro. Ebbene, adesso siete un po' più liberi da ansia da prestazione e potete esprimervi meglio. Sagittario, inizia un bellissimo trigono di Saturno, l'appoggio più bello che potevate avere per portare a termine i vostri progetti. Da oggi in poi si compieranno le cose in maniera solida, efficace e capace. Capricorno, una giornata molto importante. Il vostro pianeta cambia sede zodiacale, va in Ariete, inizia una quadratura. È un Capricorno che si farà quindi più deciso, bellicoso e decisamente carrierista. Acquario, Saturno è dalla vostra parte, assieme a Nettuno, lavoro con fantasia, il vostro iperuranio, insomma, ma sarete anche decisi, forti e carismatici. Pesci, Saturno ha finalmente liberato il vostro cielo, lasciando liberi Venere e Mercurio di esprimersi. Adesso è il momento dell'amore, via le preoccupazioni. Tra poco, tra l'altro, arriverà pure il sole a scaldarvi, un periodo d'oro della vostra vita. Furono almeno 50 i colpi di mitragliatore sparati per ognuno dei 7 uomini del gangster irlandese Baggsy Moran. Ad ucciderli in un garage di Chicago il 14 febbraio del 1929 furono gli uomini di Al Capone, travestiti da poliziotti, tutto per il controllo del mercato dell'alcol. Un episodio passato legato alla storia come la strage di San Valentino. In occasione di San Valentino oggi vi parlo di un modo di dire che riguarda il matrimonio. In inglese per dire che 2 persone si sposano si usa l'espressione tie the knot, che tradotta letteralmente significa legare il nodo. Ci sono 2 possibili origini. La prima è che un tempo per unire 2 letti singoli e farne uno matrimoniale bisognava legare insieme le reti con un nodo. La seconda è che in alcune culture, durante il rito nuziale, i polsi degli sposi venivano legati con una corda o un nastro per simboleggiare il loro vincolo. Da un lato il tratto lucido, preciso, lineare, dall'altro la follia. Così molti sintetizzano l'arte e la pittura del nostro matto di oggi, Gino Sandri, un talento precocissimo la cui carriera artistica fu interrotta e segnata da numerosi ricoveri in ospedali psichiatrici. Non smise mai di disegnare e dipingere, ma venne dimenticato dal mondo dell'arte. I suoi ritratti di pazienti, medici, infermieri, oltre alla bellezza pittorica, raccontano di una persona che li sapeva guardare da dentro. E ci salutiamo anche oggi con la nostra amatissima frase del giorno. Tutto si riduce all'ultima persona a cui pensi la notte. È lì che si trova il cuore. E nel totale romanticismo inizia questo nuovo giorno all'insegna dell'amore, prima di tutto quello per noi stessi. Io vi aspetto come sempre domani per una nuova puntata dell'Almanacco, sempre qui, stesso posto, stessa ora. Buona giornata dalla vostra Jaire.